Tavagnacco e AGSM Verona si affrontano in terra friulana nel big match della terzultima giornata di Serie A. Il Verona, costretto a vincere per mantenere la testa della classifica, si presenta privo delle infortunate Salvai e Mendli, mentre le udinesi devono rinunciare alle squalificate Brumana e Peressotti. Mister Longega si affida alle stesse 11 che hanno conquistato 7 giorni prima la larga vittoria sul campo della Torres. La prima fase di gara è povera di emozioni, con timidi tentativi scaligeri affidati all'ex Tatiana Bonetti. Pericolose le friulane al 24esimo con Camporese, altra ex, che chiama Ockstrom alla deviazione in calcio d'angolo. Risponde Patrizia Panico che incorna da distanza ravvicinata, ma il pallone è tra le braccia di Copetti, brava poco dopo nel respingere la conclusione di Capitan Gabbiadini. Sul fronte friulano Camporese fallisce clamorosamente la conclusione in contropiede. La prima frazione si chiude a reti inviolate, con un Verona cresciuto solamente negli ultimi 15 minuti. Le veronesi iniziano la ripresa in avanti, ma si espongono alle ripartenze friulane, come al sesto quando vengono graziate da Giuliani. La situazione non si sblocca e allora Longega manda in campo Ramera in sostituzione di Gelmetti, dirottando sulla fascia Sipos. La mossa sortisce gli effetti sperati, perché proprio l'ungherese Sipos, alla prima opportunità, raccoglie l'assist di Carissimi e non lascia scampo a Copetti con una conclusione diagonale. Il Verona fallisce l'opportunità del KO con Patrizia Panico, che tutta sola riceve da Sipos ma incredibilmente non inquadra la porta. Poco dopo la mezz'ora, dai piedi di Marta Carissimi, parte l'assist per Lilla Sipos, che penetra dalla sinistra e davanti alla porta fredda la numero 1 friulana per il 2-0 scaligero. Prima della sostituzione Tatiana Bonetti cerca il gol, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Sul fronte udinese ci prova un'altra ex Tuttino, ma la sua conclusione rasoterra finisce a lato. Le scaligere amministrano il doppio vantaggio fino al termine e portano a casa un'altra importantissima vittoria, mantenendosi in vetta con un punto di vantaggio sul Brescia, un risultato che consente alle veronesi di guadagnare matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League con 2 turni d'anticipo. Sabato le ragazze di AGSM Verona torneranno tra le mura amiche di Via Sogare per affrontare la bestia nera mozzanica per il penultimo durissimo scoglio del campionato.